sera noi abbiamo scoperto che il fondo di 50.000 euro che doveva essere adeguato non sarà adeguato, che i criteri che dovevano essere discussi e concordati con i genitori erano già stati decisi e li hanno semplicemente dipinti meglio. Dopodiché abbiamo scoperto che le proposte, le richieste, le petizioni presentate dai genitori sono assolutamente inutili perché tanto le cose già funzionano così, solo che noi non ce ne eravamo accorti. Un migliaio di cretini che hanno firmato una petizione per niente, perché le cose funzionano già così e quindi presumibilmente verranno respinte, così dicono. Allora, come genitori consideriamo il risultato dell'assemblea assolutamente interlocutorio e un inizio. Noi speriamo un buon inizio perché effettivamente da come si era partiti adesso stiamo già parlando di altri numeri e di altre percentuali, però purtroppo è solo un inizio, si tratta ancora di discutere completamente se il fondo ci sarà anche l'anno prossimo, se sarà aumentato e soprattutto se ci saranno soldi veri da mettere, perché per il momento noi abbiamo sentito dei soldi messi a bilancio di future vendite delle quali non possiamo assolutamente fare conto. Quindi noi vogliamo fattivamente collaborare con l'amministrazione per portare soldi veri con la lotta all'evasione, con il partecipare a bandi regionali, provinciali, nazionali e anche per contribuire a diminuire gli sprechi che sono stati fatti notare anche in questa sala. Quindi sono pochi, sono tanti, però su questi soldi veri si può contare per fare le politiche sociali. Allora, la determinazione del contributo del fondo di solidarietà per le famiglie bisognose di 50.000 euro tiene conto di questi parametri. Abbiamo un reddito ISEE inferiore di 6.000 euro, al di sotto del quale le famiglie prendono la percentuale di contributo massima pari al 30% del valore del costo dei buoni da sostenere in un anno. Abbiamo un valore ISEE superiore pari a 10.600 euro, al di sopra del quale la famiglia non prende nessun contributo, ma a 10.600 prende un contributo, una percentuale minima del 15%. A questa percentuale noi sommiamo una percentuale rafforzativa a seconda del numero dei figli, ovvero per chi ha 2 figli la percentuale aumenta del 10%, per chi ha 3 figli aumenta del 20%, per chi ha 4 o più figli aumenta del 30%. Questo in sintesi viene tradotto che ad esempio un nucleo familiare che ha un reddito ISEE minimo di 6.000 euro e ha 2 figli prende un contributo pari al 40% del costo dei buoni da sostenere nell'arco dell'anno.